Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Proseguiamo e concludiamo la lettura del racconto I papaveri profumati dei I segreti di Taverner, dottore dell'occulto. Prima però, come di consueto, sono abituata appunto a invitarvi ad iscrivervi al mio canale YouTube e ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e poi proseguire con la lettura. Bene, possiamo cominciare. Beauty Case era il nome con cui Taverner chiamava una vecchia valigia in cui conservava alcuni abiti disdicevoli che usava per travestirsi quando non desiderava imporre la propria personalità di Harley Street a un sottobosco che non l'apprezzava. In pochi minuti fui spogliato della mia solita tenuta e rivestito con uno squallido abito marrone dal taglio pseudo-elegante, stivali scuri che un tempo erano stati marroni e un cappello di feltro completavano il mio sconforto e Taverner, smagliante in finanziera verdastra e logoro cappello a cilindro, mi informò che se non fosse stato per la mia spilla da cravatta con rubino, omaggio di una confezione di biscotti, non avrebbe affatto gradito di essere visto in mia compagnia. Prendemmo un autobus per Victoria Station e da lì, attraverso King's Road, raggiungemmo la nostra destinazione in un'oscura traversa. Il negozio di Mr. Minsky fu una sorpresa. Era abbastanza pretenzioso e non l'infimo rigattiere che ci aspettavamo. La vetrina era abbellita da ceramiche di Ruskin e drappeggi futuristi. Della bigiotteria artigianale con pietre dure era appesa in una vetrinetta accanto alla porta e al confronto con Mr. Minsky, che indossava una giacca di velluto marrone e una cravatta morbida, Taverner sembrava aver bisogno di darsi una bella ripulita. Il mio collega pose un indice, accuratamente sporcato sulla grata dello studio, sulla giacca di velluto del proprietario del negozio. «Siete voi il gentiluomo interessato all'acquisto dei semi di fava tonka?» chiese. «Io non voglio affatto semi di fava tonka, buon uomo», rispose quel degno signore con impazienza. «Mi sembrava che nel vostro annuncio ci fosse scritto che avevate a disposizione una partita di Dipteryx irritans. La fava tonka appartiene a una famiglia diversa, le Dipteryx odorata. Quella sono in grado di trovarla dove voglio, ma se potete procurarvi per me i semi di irritans, allora possiamo parlare di affari». Taverner gli fece una disgustosa strizzatina d'occhio. «Voi sì che sapete di cosa state parlando, giovanotto», informò l'individuo in giacca di velluto. «Dunque avete intenzione di comprare quei semi per voi o su commissione?» «E a voi cosa interessa?» chiese con arroganza Mr. Minsky. «Oh, niente», rispose Taverner, sembrando più cencioso che mai. «Solo che preferisco trattare con i capi e di solito riservo il 10% a chi me le presenta». A queste parole Minsky spalancò gli occhi e mi accorsi che probabilmente quello che Taverner aveva supposto era vero. Minsky stava comprando per conto di qualcun altro che poteva essere Irving oppure no. Capii anche che non avrebbe avuto problemi ad accettare una commissione da entrambe le parti della transazione. Tuttavia era chiaro che gli era stato ordinato di tenere nascosta l'identità del suo cliente e si stava chiedendo fino a che punto avrebbe osato contravvenire alle istruzioni. Alla fine disse: «Visto che vi rifiutate di trattare con me, parlerò con il mio cliente e vedrò se è disposto a comprare direttamente da voi. Tornate mercoledì alla stessa ora e vi farò sapere». Ritornammo alla civiltà e ci liberammo degli abiti della nostra umiliazione finché non arrivò il giorno stabilito, in cui, vestiti ancora una volta nella nostra pretenziosa ma logore uniforme, tornammo nel negozio di Mr. Minsky. Appena entrati vedemmo un uomo seduto in una sorta di divano nell'angolo che fumava una sigaretta profumata. Aveva all'incirca 31 anni, il colorito giallastro e malsano, con le pupille innaturalmente dilatate. Il modo in cui era abbandonato tra i cuscini indicava che la sua vitalità era al minimo e il leggero tremore delle dita macchiate di nicotina ne mostrava la causa. Taverner, pur con quegli abiti malconci, era imponente e l'uomo sul divano lo guardò con stupore. «Siete voi che desiderate acquistare la varietà irritans della fava tonka?» chiese il mio compagno. L'uomo annuì, senza muovere la sigaretta dalle labbra, continuando a fissare Taverner, che con lui aveva adottato un tono decisamente diverso da quello usato con Minsky. «Generalmente i semi di irritans non sono utilizzati per il commercio», continuò Taverner. «Posso chiedervi per quale motivo ne avete bisogno?» «Questo non vi riguarda», replicò l'uomo con la sigaretta.
Vi chiedo perdono, riprese Taverner, ma questo seme possiede alcune proprietà che di solito non sono conosciute fuori dall'Oriente, dove è innalzato al suo vero valore, e mi chiedevo se voi aveste intenzione di avvalervi di queste proprietà, perché alcuni dei semi che sono in mio possesso sono stati preparati proprio con quello scopo. Mi piacerebbe davvero molto. Gli occhi naturalmente luminosi divennero ancora più lucenti per la brama dell'uomo. Per caso siete uno di noi? Taverner sussurrò con un tono da cospiratore. Gli occhi risplendettero come lampi. Sono estremamente interessato a queste cose. Sono soggetti degni di interesse, commentò Taverner, ma è un modo di procedere da poppanti. E dicendo questo aprì la mano con disinvoltura, mostrando i semi scuri che provenivano dal papavero che gli era servito come finto campione. A questo punto la sigaretta cadde dalla bocca languente. Volete dire che sapete qualcosa della Kundalini? Il fuoco del serpente sacro? Chiese Taverner. Naturalmente conosco le sue proprietà, ma personalmente non ne faccio uso. Lo considero troppo drastico. Ha la tendenza a sconvolgere la mente non preparata. Io di solito uso il metodo rituale. Vi occupate di istruire gli studenti? Chiese a gran voce la nostra nuova conoscenza, quasi fuori di sé per l'impazienza. Saltuariamente, se trovo il tipo adatto, rispose Taverner, giocherellando distrattamente con i semi scuri. Io sono davvero molto interessato a questa cosa, ripeté l'uomo sul divano. Mi considerereste il tipo adatto? Io sono sicuro di avere poteri psichici, vedo spesso le cose più strane. Taverner lo osservò a lungo mentre lui attendeva il verdetto. Sarebbe facile farvi raggiungere la visione astrale. La nostra nuova conoscenza saltò in piedi. Venite nel mio appartamento, esclamò. Potremo discutere di queste cose più tranquillamente. Presumo che abbiate una parcella. Io non sono ricco, ma chi lavora ha diritto a essere pagato e sarò felice di pagarvi per il vostro disturbo. La mia parcella è di 5 ghinee, rispose Taverner con un'espressione degna di Uriah Heep. L'uomo con la sigaretta aromatica tirò un sospiro di sollievo. Sono sicuro che se Taverner avesse aggiunto uno zero lo avrebbe comunque pagato. Ci spostammo nel suo appartamento, un'ampia stanza ben illuminata, decorata con una bizzarra mescolanza di colori. Un divano che probabilmente di notte serviva da letto si trovava in un angolo di fronte al caminetto. Dall'angolo più lontano della stanza proveniva quell'indescrivibile odore che è impossibile evitare là dove si conserva il cibo. Un miscuglio di lardo, di pancetta e di caffè aleggiò verso di noi e il gocciolare di un rubinetto nascosto rivelò dove si trovava il bagno. Taverner lo invitò a sdraiarsi sul divano, estrasse un sacchetto di polvere scura dalla tasca e ne sparse alcuni granelli in un bruciatore per incenso di rame poggiato sulla mensola del camino. I fiumi scuri si diffusero per l'appartamento, sovrastando gli odori domestici e facendomi pensare ai templi cinesi e a strani rituali propiziatori per orribili divinità. Tranne che per l'incenso, Taverner procedette come in un consueto trattamento di ipnosi, un processo divenutomi familiare con l'esperienza. Vidi l'uomo sdraiato sul divano passare rapidamente in uno stato di profonda trance e da questo in una condizione di relax con il quasi totale arresto delle funzioni vitali, un livello al quale veramente pochi ipnotisti possono o osano portare un soggetto. Poi Taverner si mise al lavoro su uno dei grandi punti del corpo umano in cui convergono vari centri nervosi. Non riuscii a vedere quale fosse il suo metodo perché mi trovavo alle sue spalle, ma fu veloce, dopodiché con una serie di rapidi passaggi ipnotici riportò la sua vittima al normale stato di coscienza. Mezzo stordito, l'uomo si mise a sedere sul divano, sbattendo gli occhi alla luce con aria sciocca. L'intera cosa era durata più o meno 20 minuti e mostrò abbastanza chiaramente di non considerarla all'altezza del denaro richiestogli, contando le banconote che dava Taverner senza neanche troppo garbo. Tuttavia Taverner non diede segno di avere alcuna intenzione di andarsene, attardandosi a chiacchierare e, come notai, a guardare attentamente il suo uomo. Quest'ultimo sembrava agitato e, dato che non accennavamo a muoverci, alla fine disse: «Scusatemi, credo che ci sia qualcuno alla porta». Attraversando l'appartamento l'aprì rapidamente e guardò fuori. Nulla, eccetto un andito vuoto, ricompensò il suo sguardo.
Tornò e riprese la conversazione con Taverner, ma senza concedergli piena attenzione, poiché di quando in quando si guardava alle spalle inquieto. Poi, interrompendo improvvisamente il mio collega nel bel mezzo di una frase, affermò: «Sono sicuro che ci sia qualcuno nella stanza, ho una sensazione stranissima, come se qualcuno mi stia guardando». E spostò una tenda pesante che nascondeva un'alcova, ma dietro non vi erano nient'altro che scope e spazzole. Andò all'altro angolo della stanza e aprì un armadio a muro, guardò sotto il letto e proseguì con una perlustrazione sistematica di tutto l'appartamento, aprendo tutti i nascondigli in cui poteva a malapena nascondersi un bambino. Alla fine tornò da noi, di cui sembrava essersi dimenticato, tanto era assorbito dalla sua ricerca. «È davvero strano», commentò, «ma non riesco a liberarmi dalla sensazione di essere osservato, come se qualche presenza maligna si stia celando nella stanza aspettando che giri le spalle». Improvvisamente guardò verso l'alto. «Cosa sono quelle straordinarie sfere di luce che si muovono sul soffitto?» esclamò. Taverner mi tirò per la manica. «Venite», mi sussurrò, «è il momento di andarcene. I piccoli amici di Irving non sarebbero una piacevole compagnia». Lo lasciammo immobile al centro della stanza a seguire con gli occhi l'oggetto invisibile che scendeva lentamente lungo il muro. Non chiesi cosa sarebbe successo al momento in cui avrebbe raggiunto il pavimento. Fuori, nella strada, tirai un sospiro di sollievo. C'era qualcosa in quell'appartamento di decisamente sgradevole. «Ma cosa diavolo avete fatto a quell'uomo?» chiesi al mio compagno. «Quello che avevo detto avrei fatto, gli ho dato la chiaroveggenza», rispose Taverner. «E in che modo questo lo punirebbe per le atrocità che ha commesso?» «Non siamo sicuri che abbia commesso delle atrocità», rispose Taverner con voce melliflua. «Ma allora a cosa mirate?» «A questo. Quando un uomo riceve il dono della vista, una delle prime cose che vede è la sua anima messa a nudo. E se quell'uomo è quello che pensiamo, probabilmente sarà l'ultima cosa che vede, perché la vista dell'anima che ha perpetrato quegli omicidi a sangue freddo non sarà tollerabile. Se invece è solo un individuo come gli altri, né sorprendentemente buono né cattivo, allora un'esperienza così interessante non potrà che arricchirlo». Improvvisamente, da un luogo non precisato sopra le nostre teste, un urlo raccapricciante echeggiò nell'oscurità crescente. Era carico di quel terrore che instilla il panico in tutti coloro che lo odono, tanto che tutti i passanti, compresi noi, si fermarono di colpo all'udirlo. Una porta sbatté da qualche parte nel grande edificio riecheggiante che avevamo appena lasciato. Poi sentimmo qualcuno che correva giù per la strada in direzione del fiume. «Buon Dio!» esclamai. «Si butterà dall'argine!» E stavo per corrergli dietro quando Taverner mi prese per il braccio per trattenermi. «È affar suo, non nostro», affermò, «e in ogni caso dubito che affronterà la morte quando sarà il momento. La morte può essere particolarmente sgradevole, sapete». Aveva ragione, perché i passi rapidi risalirono la strada e l'uomo che avevamo lasciato da poco ci superò, correndo ciecamente verso le luci sfolgoranti e la massa umana della chiassosa Fulham Road. «Cosa ha visto?» chiesi a Taverner, mentre brividi freddi si rincorrevano lungo la mia spina dorsale. «Non mi spavento facilmente per le cose che vedo, ma ammetto francamente di temere ciò che non vedo». «Ha incontrato il guardiano della soglia», rispose Taverner, e tacque. Ma non avevo alcuna voglia di fare altre domande. Avevo visto il volto di Irving quando ci aveva superati e mi aveva detto tutto quello che avevo bisogno di sapere sulla natura di quello strano abitante dell'oscurità. Taverner si fermò per infilare il mazzetto di banconote che aveva in mano nella cassetta per le offerte dell'ospedale per la cura dei malati di cancro. «Rhodes», mi disse, «voi preferireste morire e farla finita o trascorrere tutta la vita con il terrore della morte?» «Preferirei morire 10 volte», risposi. «Anche io», concordò Taverner. «Una sentenza di vita può essere peggiore di una di morte». Bene, cari amici, è finito questo racconto. Il prossimo racconto si intitola Il cane infernale e lo leggeremo certamente nei prossimi giorni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi ricordo che se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale YouTube e di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie sempre del vostro sostegno. Un abbraccio e a presto dalla vostra Hilde.